14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano sono stati chiusi dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia al termine di una serie di controlli avviati nel 2018 a tutela della salute pubblica ed in particolare della qualità dell'aria. 19 persone sono state denunciate per violazioni alla normativa ambientale. 4 aree adibite a deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, che si estendevano per oltre 11.000 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro. Complessivamente sono stati controllati 89 impianti produttivi. I 14 chiusi non erano autorizzati alle emissioni in atmosfera. L'indagine, iniziata con uno studio sugli insediamenti presenti sul territorio, il loro ciclo produttivo e relative autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, si è poi sviluppata con controlli sul campo che hanno portato al sequestro di più di 27 kg di cadmio irregolarmente detenuto e 15,5 kg di rifiuti speciali e pericolosi non regolarmente avviati a smaltimento. Sono state anche erogate sanzioni amministrative per oltre 21.000 euro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza assieme ai tecnici del Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana, ARPA Veneto, ULSS ed Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica.